Oltre 200 tifosi ieri sera in Piazza dei Signori per la presentazione del Treviso Calcio alla vigilia della partenza in prima divisione. Gentilini lancia un appello agli imprenditori per sostenere la squadra. Oltre 200 tifosi ieri sera in Piazza dei Signori hanno assistito alla presentazione del Treviso Calcio. Vediamo. Cori da stadio ed entusiasmo alle stelle per i 200 tifosi che si sono ritrovati in Piazza dei Signori alla presentazione del Treviso Calcio alla vigilia della partenza in Lega Pro. Dopo un'estate di tensione e di incertezze, il ritorno della squadra in prima divisione è stata una festa. Dopo la presentazione delle 8 giovanili con i ragazzi visibilmente emozionati nelle magliette rosse, sul palco con l'accenno del nuovo inno composto da Mogol sono saliti allenatori, amministratori locali, dirigenti, staff tecnico e naturalmente i giocatori della prima squadra. Ovazione per il tifoso numero 1 dei biancocelesti, il vice sindaco Gentilini. Popolo trevigiano, ricordatevi che il calcio è il primo sport di Treviso. Lo sceriffo incalza presidente e giocatori, la squadra sta partendo col piede giusto. Economico-finanziario è molto difficile. Fare questo campionato comporterà forse oltre 1 milione di euro e quindi da questa emittente chiedo a tanti amici che portano in palmo la città di Treviso di avvicinarsi al calcio. Il Treviso scenderà in campo al tennis già domenica per l'avvio del campionato contro il Cuneo. Intanto i tifosi sono ottimisti. Li ho visti allenarsi, ho visto una bella squadra, penso un buon campionato. Avanza bene, però bisogna aspettare 2 o 3 partite del campionato, allora vediamo se la squadra c'è o non c'è. Hanno i giocatori forti, giovani ma forti. L'intelaiatura è buona, c'è solamente da attendere un attimo adesso i risultati in campo.